Grazie a tutte e a tutti. Grazie alla presenza di Cristina Ceriani, Presidente del gruppo ADHD Veneto, grazie a Valentina Zenatti, Vicepresidente del gruppo. Oggi portiamo all'attenzione un tema che per troppo tempo è rimasto ai margini delle politiche sanitarie regionali, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD. Parliamo di un disturbo neuropsichico che esordisce nell'infanzia, ma che molto spesso persiste nell'età adulta, incidendo profondamente nella qualità della vita delle persone. I dati dicono che la DHD riguarda il 2% della popolazione generale, con una prevalenza del 3 al 4%, 4,5% negli adulti, secondo studi internazionali. Questo significa che anche in Veneto parliamo di decine di migliaia di cittadini potenzialmente coinvolti. Eppure, a fronte di questi numeri, la capacità del sistema sanitario di intercettare, diagnosticare e prendere in carico questi pazienti è veramente ancora molto insufficiente. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: diagnosi tardive, percorsi discontinui, famiglie lasciate sole e un ricorso crescente al privato. Con un ulteriore elemento critico: il passaggio dall'età evolutiva all'età adulta, che rappresenta uno dei punti più fragili del sistema. Poi vedremo dei dati talmente chiari che fanno capire come all'improvviso a 18 anni, diventando maggiorenne, sparisce il dato. È proprio per rispondere a questa criticità che abbiamo presentato 3 mozioni in poco tempo, tra loro strettamente collegate, e anche da anni lavoriamo per aumentare i servizi. La prima mozione che abbiamo depositato in Consiglio regionale interviene sull'organizzazione dei servizi. Oggi i centri per la DHD in età adulta sono pochi e distribuiti in modo disomogeneo sul territorio regionale. Questo crea una disuguaglianza evidente tra i cittadini. Noi chiediamo che in ogni provincia del Veneto sia garantita la presenza di centri per la diagnosi e il trattamento accessibili e integrati nel servizio sanitario regionale. Chiediamo inoltre che ogni unità operativa di psichiatria possa contare su almeno 2 specialisti formati su ADHD e su ambulatori dedicati, e proponiamo di individuare nel Dipartimento di Salute Mentale delle nostre USL un centro coordinatore generale, capace di garantire uniformità dei percorsi, formazione continua e supporto ai casi più complessi. Lo vedremo dai dati. Noi vediamo che ogni USL ha un dato diverso dall'altro. Questo significa che i servizi sono disomogenei l'un dall'altro territorio. Un'altra mozione che abbiamo depositato anche in questa legislatura affronta un nodo fondamentale: la mancanza di linea guida aggiornata. In Veneto le linee di indirizzo risalgono al 2007. In quasi 20 anni la letteratura scientifica, gli strumenti diagnostici e anche le opzioni terapeutiche sono cambiate, e questo credo che sia evidente e naturale, che condivisibile. Senza un aggiornamento organico il sistema resta frammentato, disomogeneo e inefficace. Per questo chiediamo alla Regione con questa mozione di attivarsi con urgenza per approvare nuove linee guida, costruite col coinvolgimento di esperti, degli operatori e delle associazioni. Chiediamo subito la partenza di un tavolo. Un'altra mozione che abbiamo depositato guarda alla qualità e all'efficacia della presa in carico. Proponiamo di investire nella formazione continua di psichiatri e psicologi, cosa che ad oggi non è, perché senza competenze adeguate non può esserci diagnosi precoce né trattamento efficace. Chiediamo l'avvio di attività di screening più diffusa, anche in contesti oggi poco presidiati come i servizi per le dipendenze, le carceri, le REMS, dove la presenza di disturbi non diagnosticati è spesso significativa. E su questo abbiamo veramente dei dati. E poniamo con forza il tema dell'accesso alle terapie farmacologiche. Oggi in Italia la disponibilità è più limitata rispetto agli altri paesi europei, con conseguenze concrete su tutto il percorso di cura. C'è poi un tema trasversale che non possiamo ignorare, quello dell'informazione e della consapevolezza. Troppi cittadini non sanno cosa sia la DHD, eppure coinvolge tanti cittadini. Troppe famiglie arrivano tardi alla diagnosi. Troppe scuole non hanno strumenti adeguati per riconoscere e gestire questi disturbi.
Senza una strategia regionale su questo fronte continueremo a intervenire tardi con tutte le conseguenze che sappiamo. Il filo conduttore delle nostre proposte è uno: garantire equità. Equità nell'accesso dei servizi, equità nelle cure, nella qualità delle cure, equità nelle opportunità di vita, uguale per tutti. Perché una diagnosi tempestiva e un trattamento adeguato possono fare un'enorme differenza nel percorso scolastico, nella stabilità lavorativa, nelle relazioni sociali e più in generale nella dignità delle persone. Concludo dicendo che quando presentiamo le slide a breve, non solo facciamo una proposta politica, che abbiamo fatto anche con le mozioni, ma il risultato è anche di un lavoro approfondito di anni di lavoro e di cura, di cui ringrazio anche Federico Piccoli per l'aiuto e il supporto che da tempo ci dà. A breve seguiranno appunto le slide che illustreremo insieme a Cristina Ceriani e a Valentina Zenatti, che chiamo qua. Intanto Cristina Ceriani, grazie. Allora, grazie Cristina. Allora, iniziamo magari con qualche minuto di intervento e poi con le slide. Puoi premere il verde, il rosso. Buongiorno a tutti e grazie alla consigliera Bigon per l'opportunità che ci ha dato. Allora, ADHD Veneto è un gruppo formato da individui con ADHD e da familiari di persone che non sono affetti. Lo scopo è di fornire supporto alle famiglie e alle persone, oltre a diffondere conoscenza del disturbo e delle strategie più efficaci nel gestirlo. Il gruppo si dedica a sostenere le famiglie con bambini e adolescenti affetti da ADHD, così come gli adulti. Esso mira a formare una rete di genitori e di maggiorenni con ADHD che siano disponibili ad ascoltare e aiutare altri soggetti in difficoltà. L'organizzazione offre anche ai docenti le risorse necessarie per gestire al meglio gli alunni con ADHD e si impegna a coordinare le risorse tra le strutture sociali, sanitarie ed educative per supportare chi vive quotidianamente con un giovane o un adulto con ADHD. La DHD Veneto mantiene un elenco aggiornato dei centri e dei professionisti medici e psichiatri e neuropsichiatri infantili, degli psicologi e psicoterapeuti esperti nella diagnosi e nel trattamento multimodale, collaborando con enti locali e nazionali, come dipartimenti di salute mentale, di neuropsichiatria infantile e servizi sociali, per difendere i diritti dei minorenni, adulti e delle loro famiglie, con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita. Infine il gruppo ADHD Veneto si impegna a realizzare eventi e incontri a tema. Il nostro gruppo comprende ogni provincia del Veneto, tutte le 7 province del Veneto praticamente. Allora, la DHD è un disturbo del neurosviluppo che, se non riconosciuto in età infantile, poi se il riconoscimento viene più avanti ci sono sempre più grossi, maggiori problemi. Il passaggio dalla neuropsichiatria infantile alla psichiatria dell'adulto si ha difficoltà di diagnosi. L'adulto con ADHD è a rischio di separazioni, rischio di dipendenze, fatica a mantenere le relazioni, fatica a mantenere il lavoro per lunghi periodi, può avere un disturbo della condotta, spesso ci sono altre comorbidità, mancano corsi, stage per adulti, mancano tante cose per gli adulti. Anche all'università non ci sono i supporti adeguati. Il 23 aprile 2026, quindi recentemente, si è ufficialmente insediato il tavolo di lavoro per la relazione delle linee guida nazionali per la DHD. Questa è un'iniziativa promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con le principali istituzioni scientifiche. Speriamo che questo muova ancora qualcosa anche a livello poi regionale. Ecco, praticamente, adesso abbiamo le slide, io ho conosciuto la consigliera Anna Maria Bigon prima del Covid nel 2020 perché le ho chiesto proprio per i centri per la DHD adulti nel Veneto, perché non partivano. E praticamente lei ha cominciato già nel 2020 a presentare mozioni. Ora siamo nel 2026, qualcosa è cambiato, però insomma c'è ancora tanto da fare. Allora, come faccio ad andare avanti? Ecco qua.
Allora, le prime 3 slide sono riferite ai dati che ha avuto la consigliera Bigon con l'accesso agli atti nel 2022. Sono state elaborate, questi dati sono stati elaborati dallo psichiatra Angelozzi, che oggi non ha potuto venire, e che praticamente era già è stato direttore del Dipartimento di Salute Mentale qua da Venezia. Allora, dal primo dato praticamente, si possono vedere le varie USL. Allora, la DHD nei minori rispetto a tutti i minori seguiti nella neuropsichiatria infantile, quindi il tasso di incidenza della DHD sui minori seguiti per 10.000 minori. Si fa per 10.000 perché sennò il dato sarebbe stato molto basso. Ecco, come si vede l'US 1, US 2, US 3? Cioè le varie US hanno un tasso per 10.000 minori molto diverso l'uno dall'altro. Spicca l'US 4, che è l'US di San Donato di Piave, per motivo particolare che c'era uno psichiatra che da tempo ha riconosciuto questa ADHD da tanti anni, insomma, no? Invece gli altri, a parte l'US7 che è Bassano del Grappa, la parte di Bassano del Grappa, gli altri hanno un'incidenza minore. Poi, la slide dopo. Allora questa è percentuale di adulti seguiti rispetto ai minori seguiti. Cioè si voleva fare uno studio dal passaggio da i minorenni ai maggiorenni. Questo è stato un tentativo, mi ha detto il dottor Angelozzi, perché bisognerebbe aver avuto i dati nel 2021 dei minorenni e poi i dati del 2022 dei maggiorenni e vedere quanti di questi erano riconosciuti. Quindi questo è un dato, però quello che ci può far vedere è che praticamente anche qui c'è questa disomogeneità fra le varie USL. Allora, il tasso è sempre quello, cioè si fa la percentuale di adulti seguiti rispetto ai minori seguiti. Però la differenza è enorme, cioè tra le varie USL. Per esempio, in questo caso spicca l'US 6, che è Padova. Quindi anche qua chissà perché, cioè nel senso non c'è un perché, ecco. Non c'è omogeneità di territorio, tanto che se vedete i dati sono diversi USL per USL, ma lo vedremo in tutte le slide. Poi nell'anno 2022 i tipi di terapia sempre fatto il tasso anche qua, su 10.000 persone per i minorenni. Allora, quello in blu... Ah sì, mi giocavo. Ah, lì. Allora, quello in blu è la terapia psicoeducazionale, invece quella in arancione sono i farmaci. Allora, come vedete, l'US 4 praticamente usa solo farmaci per una quantità molto superiore rispetto a tutte le altre. L'US 1 e l'US 2 praticamente in maniera maggiore la terapia psicoeducazionale e in maniera minore i farmaci. L'US 3 più o meno è a pari, invece le altre US, cioè la 5 e la 6, meno terapia psicoeducazionale e più farmaci, la 7 e la 8 si inverte e la 9 si inverte ancora. Quindi, come diceva la consigliera Bigon, ogni USL va per conto suo. Qui è la tabella dei dati che la consigliera Bigon ha fatto accesso, che ha avuto l'anno scorso per il 2024. Ah sì, mi dimentico. Sì, dai, mi dimentico. Allora, questo è quello che ha avuto adesso la consigliera Bigon, avendo fatto l'accesso agli atti. Allora, qui, dopo commento, vi faccio vedere i grafici, però qui ci sono alcuni dati che non vengono rilevati. Quindi vuol dire che le USL non presentano alla Regione i dati, quindi vuol dire che non li hanno. Allora, come fanno le USL che non hanno i dati a fare programmazione per la DHD per gli anni successivi se non hanno neanche quei dati lì? Questa è una domanda da cui tenere presente. Per esempio, nei maggiorenni, nella variazione del 2023, non abbiamo dei dati per alcune USL.
oppure non rilevato, per esempio, il numero di partecipanti della terapia psicoeducativa dell'US4. Quindi se si vuole fare una programmazione per la terapia psicoeducativa, per sapere quante risorse mettere in quel capitolo di spesa lì, se non si sa neanche quanti sono i numeri dei rilevati, vuol dire che non si fa una programmazione adeguata. Difatti, se vediamo, sia all'USL 4 ci sono dei dati complessivi non rilevati e anche nell'USL 9 c'è un dato. E poi se vedete anche la differenza tra minori presi in carico e maggiorenni, sembra che a un certo punto, quando uno diventa maggiorenne, non ci sia più. La tabella dopo è una tabella dei maggiorenni del 2024 per fare i tassi, perché praticamente bisogna fare una proporzione praticamente dal numero delle persone con ADHD al numero delle persone che sono seguite dalla psichiatria o neuropsichiatria infantile o dalla psichiatria dei maggiori, perché sennò non riusciamo ad avere un raffronto fra le USL, quindi bisogna parlare di tassi. Quindi andiamo avanti. Ecco, questo sono gli adulti con ADHD in riferimento agli adulti maggiorenni che sono seguiti dai servizi psichiatrici sempre per 10.000 abitanti. Allora, nel 2024 abbiamo che l'Alto Vicentino, che è l'US7, spicca rispetto alle altre e l'US3 di Venezia sembra che non abbia dati. Anche qua il numero di nuovi casi, questo. Anche qua c'è una una diversità veramente importante. Dopo, la variazione rispetto al 2023, cioè la percentuale, questa è la data direttamente dalla regione, sì, la percentuale di minorenni rispetto alla variazione rispetto al 2023. Anche qui praticamente l'US 4, San Donà di Piave, sembra che non abbia avuto variazione di minorenni, invece l'US 6, che è quella di Padova, ne ha avuto tantissimi. Quindi anche qui non c'è stata uniformità. La variazione nel 2023, questa dei maggiorenni, allora l'US 1, che qua manca, perché non era dato rilevato. L'US 2, addirittura c'è stato un decremento, mentre negli altri c'è stato un aumento di maggiorenni, nell'US 2 ha avuto un decremento, invece ha avuto un incremento Venezia. L'US 4 pochissimi e gli altri quasi sulla stessa linea, e l'US 9 non ha avuto, cioè non si sa, non ha dato la variazione, quindi è un dato che non si è avuto. Poi per fare un confronto, qua ho la tabella dei minorenni del 2022, per fare l'ultima slide, che è quella dei... Passa l'ultima, vai. No, quella dopo, questa è una tabella che ho usato per fare l'ultima slide. Allora, qui abbiamo la prima slide di sinistra, è quella che avevo fatto vedere del 2022, invece quella di destra è quella che è quella rispetto al 2024. Se noi mettiamo a paragone le due, vedete l'US 1, in tutti e due i casi la terapia psicoeducazionale è maggiore rispetto ai farmaci. L'US 2 idem, l'US 3 siamo lì, l'US 4 di nuovo spicca i farmaci, l'US 5 di nuovo abbiamo minoranza rispetto alla terapia psicoeducazionale, cioè praticamente è come se avessimo fatto, adesso al di là delle proporzioni che un pochino cambiano, ma è come se avessimo fatto un copia e incolla, cioè dal 2022 al 2024 per le terapie psicoeducazionali e per i farmaci le varie USL non è cambiato niente. Quindi non c'è uno studio di vedere se va meglio fare una cosa piuttosto che un'altra, un cambiamento di passo, un ritmo diverso. Questa proporzione rimangono uguali. Ecco. Quindi le conclusioni sono, ripetendo, in ogni USL ci sono dati diversi, come abbiamo visto. Le terapie sono diverse, in percentuale anche diverse. Questo può essere dovuto sia alla capacità della gente di arrivare ai servizi, ma sia anche alla capacità dei servizi di farsi conoscere. Oppure anche la capacità di fare diagnosi in base al personale che si ha. Cioè, se per esempio a Verona, la neuropsichiatria infantile, mancano neuropsichiatri infantili, ci sono liste d'attesa anche di 2 anni. Per cui è chiaro che i bambini possono anche non essere diagnosticati per tempo.
E anche in questo caso vuol dire che se non si hanno i neuropsichiatri infantili o se non si hanno i servizi, vuol dire che o non si punta su questo servizio oppure non ci sono soldi abbastanza, insomma, risorse. Ecco, grazie. Grazie a Cristina Ceriani per la spiegazione delle slide, per l'introduzione e per il lavoro che sta facendo a favore, perché 2 anni di attesa per una diagnosi è inaccettabile in Veneto, è inaccettabile e quindi dobbiamo lavorare ancora veramente tanto. Valentina Zenatti, che chiamo qua per l'intervento e poi il proseguimento dell'analisi delle slide. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti. Vorrei ringraziare la consigliera Bigon e tutti i partecipanti perché ci hanno dato l'opportunità di presenziare qui. Ecco, Cristina ha già spiegato in cosa consiste la DHD, perciò direi che possiamo andare avanti con le slide perché abbiamo sottoposto un sondaggio anonimo a diverse famiglie del Veneto. E vorrei invitarvi a guardare cosa accade dentro le case delle nostre famiglie con i grafici che seguono. Ecco qui, come si vede dal grafico, per quasi il 57% molto e quasi il 30% abbastanza, per quasi questa percentuale dell'87% dei genitori intervistati, far iniziare il proprio figlio i compiti o una semplice faccenda domestica è una lotta quotidiana che richiede una supervisione costante. Ogni minima azione, lavarsi i denti, prepararsi lo zaino, sedersi a tavola, richiede un dispendio di energia mentale triplo rispetto a una famiglia neurotipica. Tutto questo si traduce in un carico mentale ed economico enorme. Le famiglie sono spesso costrette a ridurre l'orario di lavoro o a rinunciare a opportunità professionali per poter garantire questa supervisione costante. E a questo si aggiunge l'aspetto economico, perché i percorsi di supporto, le terapie e i tutor specializzati gravano quasi interamente sulle tasche dei cittadini, perché il sistema pubblico, pur con tutta la buona volontà, spesso non riesce a coprire l'intensità di cui questi ragazzi hanno bisogno. Nella slide successiva emerge un dato sociale preoccupante. La lista d'attesa è dall'1 ai 2 anni. Come potete vedere, gli adolescenti non ricevono una diagnosi entro l'anno scolastico, perciò vivono forti difficoltà in ambito scolastico e sociale. Senza il documento, la certificazione redatta e firmata dallo specialista, la scuola non può redigere un PEI, piano educativo individualizzato, o può decidere di non attivare un PDP, piano didattico personalizzato. In realtà la scuola può decidere di non attivare un PDP anche in caso sia presente la diagnosi, a discrezione dell'istituto, che spesso non ritiene necessario un piano personalizzato e l'uso di strumenti compensativi adeguati. Questo significa che migliaia di studenti veneti siedono ogni giorno in classe senza gli strumenti necessari di cui hanno diritto. È un'esclusione silenziosa perché li costringiamo a fallire non perché manchi il loro impegno, ma per l'incapacità del sistema di certificare la loro necessità in tempo utile per l'anno scolastico o per la troppa discrezionalità lasciata al sistema scolastico. Nella slide successiva vediamo che questo crea una fattura, perché chi può permettersi il privato scavalca il problema e chi non può rimane indietro. Il 58,8% degli intervistati ha dovuto sborsare risorse importanti per il budget familiare. Molte famiglie hanno rinunciato ad altre cure per poter pagare la terapia ai figli, che privatamente costa dai 300 ai 1.000 euro solo per la diagnosi. Quindi sono esclusi gli importi dovuti poi per le terapie di riabilitazione cognitiva, che dura mesi o anche anni e il costo è ingente. Nella slide successiva possiamo guardare i risultati di questa nostra ricerca, che emerge una criticità profonda, perché solo il 33,8% dei docenti, anzi questa slide è riferita ai professionisti,
perché abbiamo uno strumento, appunto, dei piani didattici personalizzati, il PDP, ma il 43,20% delle famiglie intervistate risulta solo carta, perché in molti casi il PDP viene firmato ma non applicato, oppure viene visto come un favore concesso al ragazzo e non come un diritto che garantisca l'equità. In questo caso, vediamo la slide successiva, qui se vediamo solo il 33,8% dei docenti comprende realmente la situazione e mette in atto delle strategie efficaci. Questo significa che oltre il 66% dei ragazzi si trova in un ambiente dove il proprio disturbo viene ancora scambiato per pigrizia o mancanza di volontà. Prevale un pregiudizio riassunto in una frase che ogni genitore di bambino con ADHD si è sentito dire almeno una volta. È intelligente, potrebbe fare molto di più, ma non si impegna, non si applica. Questa frase è la prova della mancanza di formazione specifica. Dire a un ragazzo ADHD di impegnarsi di più nell'attenzione è come chiedere a una persona miope di sforzarsi di vedere meglio senza dargli gli occhiali. Non è una questione di volontà, ma è una questione di strumenti. Nella slide successiva vediamo che abbiamo i nostri ragazzi che finiscono per chiudersi in se stessi sviluppando un senso di inadeguatezza che li segnerà per tutta la vita. Se la scuola fallisce nell'includere, se non è in grado di vedere il potenziale oltre al disturbo, stiamo creando emarginati e disoccupati di domani. Quindi ogni volta che un ragazzo con ADHD abbandona gli studi o si convince di essere sbagliato perché il sistema non ha saputo gestirlo, si perde un pezzo di capitale umano. Sono ragazzi molto intelligenti, brillanti, con capacità di problem solving fuori dagli schemi, persone che potrebbero dare un contributo immenso alla nostra regione se gli venissero dati gli strumenti giusti. La scuola, nel momento in cui non adempie a quello che è dovuto a questi ragazzi, smette di essere una scuola e diventa un luogo di selezione sociale, perché i ragazzi abbandonano la scuola quando non sono più nell'età dell'obbligo e quindi non hanno la possibilità di diplomarsi, di avere una formazione che gli permetta di andare avanti, di poter fare qualcosa nella vita secondo i loro sogni. Non abbiamo avuto riscontri dal mondo universitario, se non in maniera blanda, perché temiamo che il motivo sia che questi ragazzi neurodivergenti, quando chi riesce a finire il percorso scolastico della maturità, sia talmente sfinito dal ciclo formativo intrapreso da rinunciare a proseguire con gli studi. Prima di me la carissima Cristina ha parlato delle problematiche degli adulti, abbiamo qualche grafico. Vediamo se... no, è quello precedente allora. Diciamo che molti degli adulti decidono di non dichiarare la propria diagnosi sul posto di lavoro perché si teme di essere giudicati inaffidabili o disorganizzati. Questa scelta li costringe a un masking estenuante, a fingere una normalità che costa loro un'energia mentale immensa, portandoli a un burnout professionale. Qui le slide 8 e 9 fanno vedere come il risultato di questo sistema rigido scolastico è quello che chiamiamo il talento sprecato, perché il 53% di questi adulti finisce per svolgere lavori sottoqualificati rispetto alle proprie reali capacità cognitive e quasi il 59% degli intervistati riferisce che i fallimenti scolastici abbiano avuto un impatto forte e determinante sul proprio decadimento sociale. Quindi stiamo buttando via del capitale prezioso, ma c'è un risvolto ancora più profondo e drammatico che non possiamo ignorare, il legame tra la ADHD non supportato e il rischio delle dipendenze. Ecco. Il vissuto di molte famiglie ci conferma che quando un adulto non viene diagnosticato o aiutato, cerca spesso una forma di automedicazione. La ricerca costante di dopamina, che manca naturalmente nel cervello ADHD, porta spesso a cercare sollievo in sostanze o comportamenti compulsivi, dall'abuso di caffeina e nicotina a dipendenze più gravi come l'alcol, le droghe o il gioco d'azzardo.
più dell'88% ha avuto o ha costanti problemi di dipendenza. Un adulto con ADHD che non trova spazio nel mondo del lavoro e che si sente un fallito sociale è una persona ad altissimo rischio. Curare l'inclusione lavorativa e il supporto psicologico è una vera e propria operazione di prevenzione sanitaria. Io oggi ho la speranza di avervi fatto riflettere sul fatto che ogni mese, ogni anno che un bambino passa senza diagnosi o senza supporto scolastico adeguato è un mattone che aggiungiamo al muro della sua futura esclusione sociale, perché un bambino supportato oggi è un adulto che domani non peserà sul sistema sanitario per depressione, dipendenza o disoccupazione, ma sarà un cittadino che produce valore. Grazie. Grazie Valentina Zenatti, verissimo, noi dobbiamo prevenire, diagnosticare, accogliere, dare dei servizi appunto per evitare che poi ci sia una marginalizzazione nell'età dell'adolescenza, nell'età dell'adulto, perché questo succede e poi li mettiamo in difficoltà, per cui insomma i servizi servono soprattutto come prevenzione e aiuto alla famiglia. Io ringrazio intanto la vicepresidente della commissione Chiara Luisetto, che chiamo qua per un saluto e un intervento. Grazie Chiara. No, grazie Anna, perché aver portato questo tema in questo luogo non è scontato e soprattutto averlo fatto con delle voci professionali come quelle che, e chiedo scusa dell'essere arrivata in corsa, sono riuscita a intercettare, è particolarmente significativo. Questa mattina abbiamo ascoltato i presidenti delle varie realtà giovanili e studentesche raccontarci in commissione quinta e sesta quanto il disagio giovanile pesi sulle loro vite e disagio a tante voci, a tante strade, a tante manifestazioni. Una di queste sicuramente non essere capiti, non essere accolti, non essere accompagnati nelle proprie fragilità. Quando parliamo di parent training, di necessità di presa in carico da un punto di vista comportamentale, di trattamento, ma anche di supporto e di interventi scolastici adeguati e di terapie cognitive necessarie, quando parliamo di tutto questo, che è la sfera che viene prima della farmacologia, che dovrebbe essere neanche contemplata dove possibile e se proprio in casi estremi. Quando parliamo di tutto questo parliamo di una presa in carico necessaria e precoce, che può fare la differenza. Lo abbiamo ascoltato adesso, quanti ragazzi sfiniti da percorsi scolastici rischiano di rinunciare, e su questo, e chiudo, credo che la Regione abbia una responsabilità importante, quella di vedere e di prendere in carico. Non possiamo continuare a pensare che sia una questione che riguarda a chi succede. Ci sono famiglie che devono rinegoziare le proprie relazioni interne, avendo magari un figlio con ADHD. Ci sono famiglie che devono magari a volte provare a convincere le istituzioni scolastiche della necessità che hanno di un PDP, di strumenti come quelli che abbiamo ascoltato. Quando questo non succede si creano solitudini inaccettabili, e che si creino su ragazzi che hanno potenzialità e doti importanti è ancor più grave e inaccettabile. Quindi io davvero ringrazio Anna Maria Bigone, ringrazio gli intervenuti, credo che dovremo come componenti della Commissione battere molto su questo tema, perché anche se c'è stato un no in bilancio, questo no non ci fermerà. Quindi davvero grazie. Grazie mille a Chiara Luisetto. In bilancio abbiamo chiesto la messa a disposizione di ulteriori somme per i servizi sul territorio. Non sono state stanziate, i nostri emendamenti non sono stati accolti, ma la nostra battaglia ovviamente continua. Continua perché chiediamo appunto, come abbiamo già detto, che in ogni USL ci sia un centro, che i medici siano formati, che gli operatori anche, perché crediamo che dobbiamo non solo prevenire, dobbiamo anche accogliere la famiglia, perché spesso le difficoltà poi interferiscono anche sullo stato della famiglia. Quindi la formazione dei medici, dei sanitari è fondamentale, soprattutto nella diagnosi e nel cogliere. I dati che abbiamo mostrato sono veramente particolarmente interessanti. Noi abbiamo delle delibere in Regione Veneto, lo dico sempre, sono fatte benissimo. Parlano di medicina
di psichiatria collegiale, nel senso che parliamo di una psichiatria che dovrebbe essere uniforme in tutto il territorio, che dovrebbe dare servizi uguali, che dovrebbe essere formata, che dovrebbe cogliere il disagio appena emerge, soprattutto nei primi anni d'età. In realtà purtroppo abbiamo esattamente il contrario, nel senso che da una parte abbiamo una delibera che effettivamente pone in essere una psichiatria di comunità molto molto all'avanguardia, nello stesso tempo non viene applicata. E lo abbiamo visto che non viene applicata, perché nemmeno dove abbiamo USL che prendono in carico numeri più elevati, perché vediamo delle differenze tra USL, non è detto che sia perché ci sono magari più servizi, non è questo il discorso, tante volte c'è una formazione maggiore del medico che coglie, perché guardate che se noi abbiamo il 2% di ragazzi e adulti che fanno parte di questa platea, vuol dire che ne abbiamo veramente migliaia in Veneto. Siamo in 5 milioni. Vuol dire che ne abbiamo tantissime. E questi numeri ne colgono esattamente una piccola parte. Tanti non li vediamo e li vediamo magari nelle difficoltà, e abbiamo citato, no? Dove? Tante volte li troviamo, e abbiamo anche l'analisi, nelle REMS, nei carceri, nelle dipendenze, nei SERD. Sono tutte persone che, se noi avessimo potuto dargli servizi loro dall'età dell'infanzia, sicuramente, non dico che li avremmo tutti rimessi in società senza alcun problema, ma certamente non avremmo avuto quel disagio lì, con costi maggiori, perché poi ovviamente la prevenzione dà anche una maggiore economicità del sistema, oltre che ovviamente una garanzia di tutela della salute. Quindi noi continuiamo con il lavoro, le mozioni vedremo cosa ci rispondono, vedremo anche di investire molto di più, perché crediamo che la formazione sia fondamentale, e quindi anche l'aspetto economico per formare i medici e dare alle famiglie le risposte che meritano insieme ai loro figli. Grazie, io chiedo se qualcuno vuole intervenire, altri magari per conclusioni oppure per interventi. Ecco, io vi ringrazio tutti e faremo ovviamente un aggiornamento l'anno prossimo. Chiedo a Cristina e a Valentina la disponibilità per vedere se abbiamo le stesse slide con le stesse figure, perché la Regione è responsabile di questo, perché il servizio sanitario è regionale e i propri cittadini vanno curati.